traversa archiviata, ecco di nuovo la strada principale, il sogno da questa parte del calendario, aiuta anche amici di Lo Calcio Plus. Un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Saraceno Ravanusa Aspra, sesta giornata del girone B di prima categoria siciliana. Attenzione al pallone in profondità, c'è stato l'aggancio, Barbera colpisce sulla porta avversaria e 1-0 Aspra con Barbera, secondo gol nelle ultime due, ci ha preso gusto, 1-0. Giovanni D'Amico, la sponda per Barbera che con lo stop a seguire porta avanti il pallone, vede Polo D'Amico, lo serve un po' male ma D'Amico riesce comunque a crossare, non c'è nessuno in area, il controllo col destro, ancora la conclusione in porta e c'è il raddoppio dell'Aspra, subito 1-2, il proprio bomber Antonino Vitrano con l'Aspra avanti sul 2-0. Tanto qui c'è una interessantissima sponda per Matteo Giarrana che cade in area di rigore, c'è il calcio di rigore per il Ravanusa, fallo di Polo D'Amico che poco fa aveva crossato per garantire il gol a Vitrano. Giarrana dentro, centrale, accorcia le distanze del Ravanusa, 2-1. Volpe in profondità con il calcio di rigore per l'Aspra. Anche la squadra di Correnti avrà l'occasione dal dischetto. Giovanni D'Amico contro Savoia. Parte D'Amico, la parata di Savoia sulla ribattuta di testa D'Amico. Il 3-1 dell'Aspra che arriva con Giovanni D'Amico al 26esimo, 3-1. Perde palla Sanni, molto male qui, allarga Vitrano, la conclusione che arriva in porta, c'è anche il gol da parte di Michele Odia e 4-1. Erroraccio di Sanni, imperdonabile, che permette anche ad Odia di segnare il primo gol in campionato. Battuta la rimessa, passaggio in avanti di Odia, posizione regolare, destro, deviato in porta, c'è il gol del 5-1. Ancora lui, ancora Vitrano. Superata la mezz'ora della ripresa. Tocco che dà il vantaggio a Giovenco. Avanza l'Aspra. Giovenco vede il movimento di Lococo nel rigore e davanti il portiere. Lococo la piazza sul secondo. Anche lui trova il gol, 6-1. Un risultato sempre più largo. Anche Lococo si aggiunge al tabellino marcatori. Il Ravanusa ha poche idee e c'è l'arbitro che fischia la fine del match con l'Aspra in vittoria per 6-1.